Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda questo spazio veloce informativo delle audio notizie del pomeriggio. Un tecnico manutentore di una ditta di Padova si trova ricoverato all'ospedale di Udine a seguito di una caduta dalla scala su cui si trovava mentre stava sistemando l'impianto di climatizzazione in un ufficio. Diverse le contusioni riportate, per fortuna non è in pericolo di vita. Il divieto di coltivare mais geneticamente modificato, previsto dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia, non è contrario al diritto dell'Unione Europea, se ha lo scopo di evitare la presenza accidentale di OGM in altri prodotti e se risulta necessario e proporzionato all'obiettivo. Lo ha deciso la Corte di Giustizia Europea intervenendo sul ricorso dell'agricoltore Giorgio Fidenato, che era stato multato per aver piantato Gran Turco OGM. In Friuli Venezia Giulia, su un totale di 8.061 test e tamponi, sono state riscontrate 2.036 positività al Covid-19. Nel dettaglio, 3.032 tamponi molecolari, 463 nuovi contagi, 5.029 test rapidi antigenici, 1.573 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti 175. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano i decessi di 2 persone. Cambio al vertice del 31esimo Fighter Wine della base USAF di Aviano. Il 18 luglio è in programma la cerimonia di avvicendamento tra l'uscente, Brigadier Generale Jenson Bailey, e il subentrante, il parigrado Ted Clark, già Director of Electromagnetic Spectrum Superiority Headquarters USA Air Force ad Arlington in Virginia. In previsione della conclusione dell'incarico in Italia, Bailey stamattina ha incontrato per una visita di commiato il prefetto di Pordenone, Domenico Lione, ringraziandolo per la proficua collaborazione intrattenuta in questi anni. Chiudiamo qui questa edizione flash, grazie per la visione all'ascolto, ulteriori news sul nostro sito friulitv.net.